Si avvicina Lucifero che segnerà il prossimo weekend, che sarà con molta probabilità il più caldo dell'anno, con 43 gradi al sud e 40 al nord. Il caldo non dà tregua, dunque non risparmia né il sud né il nord della penisola. L'alta pressione di origine subtropicale infatti non abbandonerà l'Italia per i prossimi 7 giorni, quindi saranno giornate da trascorrere al mare o nelle quali evitare di uscire nelle ore più calde, facendo molta attenzione all'idratazione e in particolare alle fasce più delicate della popolazione, anziani, bambini, ma anche indigenti che non dispongono di strumenti per fronteggiare la calura. Le temperature, spiega il meteorologo del meteo.it, saliranno di qualche grado fino a domenica, determinando molto probabilmente, come annunciato, il weekend più caldo del 2024. Tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39 e 40 gradi anche al nord, mentre al sud, soprattutto nelle zone interne delle isole maggiori, saliremo di nuovo a 42-43 gradi come in Libia e in Tunisia. Ma sarà soprattutto da venerdì che il livello del termometro si impennerà con il caldo estremo. Tendenza dunque anticiclone africano sempre invadente con tempo soleggiato e molto molto caldo.